Ancora ben ritrovati, eccoci di nuovo in studio. Come avrete avuto modo di notare, seguendo 7 in punto, ogni tanto facciamo delle escursioni telefoniche intervistando personaggi che hanno scritto dei libri nel nostro esterno libri, e oggi è la volta di Ciro Giustiniani, che è un volto noto, un comico cabarettista di Made in Sud, che ha scritto questo libro, Per mia madre sorridere era già in italiano, confessioni di un sindacalista del cabaret. È un nuovo libro uscito da pochissimo, ma appunto abbiamo Ciro Giustiniani al telefono. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti. Una domanda che le avranno fatto tutti, quindi non sarò per nulla originale, ma come si fa a essere sindacalista della CGIL e cabarettista? Forse perché il sindacato è già cabaret, perdoni l'insolenza? No, allora assolutamente no, il sindacato non è cabaret, né tanto il cabaret, nient'altro il cabaret, solo il cabaret è cabaret. Ma di paste? Non è un cabaret di paste? No, assolutamente. È un cabaret, questo è un libro che tra l'altro non è assolutamente una raccolta di battute o di un copia e incolla di repertorio. Questo è un romanzo dove comunque è una nuova forma è un'altra forma di comunicazione, dove c'è poesia e si ride e si piange. Si ride perché si parla comunque di un cabarettista, si piange perché si è anche pianto per diventarlo in questo caso, visto che è la storia romanzata della mia vita. Non è solo sindacalista, ma è anche altri lavori che ho fatto che non mi hanno mai dato l'input di lasciare la vera passione, che era quella poi di fare il cabarettista. Ho sempre coordinato entrambe cose, nel caso del sindacato della CGIL, nel caso della RAI quando ho lavorato alla produzione abbonamenti. Dunque chi dice che a Napoli non si lavora, ci parlo io, che ci ho lavorato tanto. Comunque ho anche coltivato questa mia passione. Infatti di giorno facevo questi lavori importanti come alla produzione abbonamenti RAI, o poi, come è successo, come dirigente sindacale, e la notte comunque continuavo a fare i laboratori di cabaret. E poi c'è una storia di intrecci di vita personale molto ironici e fanno ridere, ma non perché l'ho scritto io, che tra l'altro il libro io l'ho condiviso, l'ho scritto con 4 mani con Francesco Velonà, che è un autore comunque di Made in Sud e anche uno sceneggiatore. Ma mi scusi, è un libro... lei diceva che è un romanzo tragicomico, un po' che prende dalla sua autobiografia, quindi è ambientato a Napoli, se ho capito bene? Sì, si parte da Napoli, ma c'ha anche degli scenari nazionali dove parla anche della famiglia, che è il perno fondamentale di questo libro, e la famiglia, ringraziando a Dio, non è una cosa solo napoletana, è una cosa nazionale, con tutti i vizi, gli usi e gli affetti che abbiamo tutti sono riportati in questo libro. Ma senta, gli aspetti tragicomici all'interno della famiglia sono uguali in tutto il nostro paese? Sì, io credo di sì, cambia solo il set. Magari una famiglia di Milano può cambiare l'accento, può cambiare la location, ma le problematiche e gli amori di famiglia sono uguali in tutta Italia, dunque questo è l'elemento nazionale. Poi a me come soggetto principale c'è Napoli, perché ovviamente la mia vita si sposta a Napoli, nato tra l'altro a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, vissuto in un quartiere in periferia, e tutte le cose che ho vissuto io in questo libro, che poi non posso dire tanto perché altrimenti poi si perde infatti lasciamo la sorpresa, ma leggevo in alcune recensioni che in qualche modo viene delineata una figura, una specie di Fantozzi di fabbrica. Diciamo che Fantozzi non caratterialmente, perché altrimenti non avrei potuto fare né il cabarettista e né tantomeno il dirigente sindacale né tantomeno l'addetto alla produzione abbonamenti RAI. Perché quindi lei è una persona seria, al di là della vera comica. Sì, abbastanza, sono un comico serio. No, o un serio comico.
un serio comico, sono un serial comico, potremmo scrivere una cosa, un serial comico. In realtà Fantozzi hanno paragrafato con questo termine Fantozzi dicendo per la doppia attività, per il dover correre al lavoro, per il dover rincorrere gli orari e gli appuntamenti che avevo in contemporanea con entrambe situazioni che si creavano. Questo titolo, Per mia madre sorridere era già in italiano, sembra un po' un titolo dei film di Lina Wertmüller. Di solito magari, grazie, è un bellissimo paragone questo, grazie. No, perché di solito quando uno cerca di pubblicare qualcosa, l'editore ti dice, insomma, deve essere un titolo accattivante, che colpisce, eccetera, eccetera. Ma perché Per mia mamma sorridere era già in italiano? In realtà fortunatamente l'editore sul titolo non ha mai battuto ciglia perché già le è piaciuto il titolo. In realtà è uno spaccato di un mio monologo dove praticamente racconto l'approccio dei miei genitori negli anni '80 con amici e parenti del nord, che per farsi capire mia mamma già iniziava a sorridere, perché così già non era in dialetto ma già era in italiano, sorridere già si scriveva in modo in lingua madre. Senta, ma il napoletano, perché poi noi al nord siamo molto affascinati, che se ne dica, dal sud. A parte invidiarvi il sole, invidiarvi anche questo approccio alla vita che sembra molto più solare del nostro. Sembra che, insomma, avete anche voi la pressione alta? Avete anche voi l'isteria da dover fare 1000 cose? Sì, ormai siamo a norma europea tutti quanti, abbiamo tutti quanti... c'è la freneticità, c'è dappertutto, e poi magari uno la gode in un certo modo, perché bisogna godere anche l'istericità, bisogna anche godere la frenesia, insomma, e noi troviamo dei momenti di pausa in questa frenesia. Al nord io ci sono venuto, lo so, e alla fine devo dire la verità, anche il nord pare che si sia adeguato al rallentare un po' certe cose. Io sono venuto lì e ormai, diciamocelo, tutto il mondo è paese, l'Italia siamo quasi uguali, cambiano alcune sfumature, ma anche lì al nord, anche al nord io ho trovato tutte persone del nord che hanno comunque origini e sangue del sud, insomma, nonni, parenti pugliesi, calabresi, napoletani, lucani, insomma ormai siamo uguali sotto questo punto di vista per quanto mi riguarda. Io ho trovato gente al nord che comunque metteva la macchina in doppia fila e accendeva le 4 frecce, cosa che sembrava fatta solo qui da noi a Napoli, invece l'ho trovata lì proprio a Gallarate sta cosa. Sì, però magari da queste parti sono ancora più, tendono a sanzionare in maniera più frequente, sono meno clementi, meno generosi. Dipende il vigile che origine ha, Dipende il vigile che origine ha. La comicità made in Sud, che caratteristiche ha? Ma la caratteristica è quella comunque di un contenitore comico dove c'è il ritmo di avere tanti comici di comicità diversa, ma più o meno con un linguaggio quasi uguale. Abbiamo dei personaggi che riescono a sdoganare Made in Sud, tra l'altro io fortunatamente mi pare di essere uno di questi, perché comunque arrivo spesso al nord a lavorare. Ci sono anche altri comici del nord come Bazzoni, abbiamo avuto Dalla Noce, abbiamo Di Carlo che è romano, insomma abbiamo anche ospiti nazionali che verranno Quintus, insomma già sono venuti Ale Franz. Abbiamo questo miscuglio dove di base c'è comicità terronea, campana, siciliana e pugliese. Se non sbaglio lei predilige monologhi e alle volte interpreta alcuni personaggi particolari. Perché questo stile? Perché non la coppia? Perché non il gruppo? Allora, già per la mia mole essere in 2 saremo in tanti. Monologo perché sono nato come monologhista e ho sempre attinto dallo stand-up americano. Il personaggio lo faccio per divertirmi e per così. Come seconda attività, diciamo, il personaggio, il boss delle cerimonie, ho fatto San Gennaro, esatto. l'operaio,
però insomma la mia base di comicità è sul monologo, lo stand-up, quando sono solo là sulle scale. Ti raccomando, ti do del tu perché mi fa piacere, però telefonicamente almeno ti do del tu. Martedì guarda, ci siamo su Rai 2 in diretta. Ecco lo spazio promozione, perché ma è normale. Ovviamente tu magari parla di 7 Gold se ti capita all'interno di Made in Sud. Tu non ci crederai, mi capita di vederla a volte quando ci sono delle partite, mi capita di seguire la trasmissione lì. Diretta stadio? Sì, diretta stadio, e mi diverto e mi piace, vi seguo anche quando c'è ospite Fulvio Collovati, insomma vi seguo. Bravo, è che noi andiamo nel Triveneto, però insomma una parola buona anche a chi fa informazione su 7 Gold, magari spendila, magari in modo assolutamente comico. Io vorrei un giorno venire proprio lì fisicamente, per me non ci sono problemi, se mi invitate ufficialmente io verrò gratis. Anche perché noi a divertirmi con voi. Parlare di noi, sai, no, gli operatori delle emittenti locali in questo momento è molto tragicomico, non so se è più tragico o comico. Io sono molto vicino, io vi sono molto vicino, perché anche su Napoli quando capitano amici di emittenti locali io ci vado lì e li sostengo, perché comunque date lavoro, date comunque l'opportunità di fare notizia, siete un servizio importante, state sul territorio e io vi sostengo. Dunque laddove dovesse esserci la possibilità di venire anche da voi un giorno che mi trovo lì, ritenetemi a vostra completa disposizione. Noi ti aspettiamo, se non chiedi un cachet noi ti aspettiamo sempre molto disponibili. No, io verrò da voi e verrò a mangiare, l'importante è che mi portate a mangiare, poi vengo, non vi ci stanno problemi. Vabbè dai, un piatto di pasta magari possiamo offrirtelo. Va benissimo. Grazie a Ciro Giustiniani. Per mia mamma sorridere era già in italiano un romanzo che fa sorridere, ma credo faccia anche riflettere. Ringrazio Ciro Giustiniani. Grazie a voi, vi seguirò sempre. Grazie. Quando capita di seguire le partite vi seguo. Grazie a Ciro Giustiniani, torniamo tra un paio di minuti, un altro ospite e un altro argomento come di consueto.